Rientriamo allora con il dottor Raffaele Padrone, vice segretario nazionale di FSP Polizia di Stato. Grazie, ben ritrovato, grazie per essere voi in nostra compagnia. Dunque, allora, il 2020, un anno importante, più volte ne abbiamo parlato, l'altro giorno anche la presentazione della Biblioteca della Legalità, dove insomma il questore della provincia di Pordenone, il dottor Marco Odorisio, ha parlato di una situazione abbastanza idilliaca per quanto riguarda l'addestrattagliamento e finalmente ha annunciato l'arrivo di nuove forze. Basteranno secondo lei? Assolutamente no, la risposta è secca. Cosa servono 5 persone quando 15-20 se ne vanno? Da adesso sono iniziati già le persone a andarsene in pensione per raggiunti limiti di età. A quelli che arriveranno poi non sono come questi che sono arrivati adesso, 8 persone di giovane età usciti dalla scuola, sono persone che hanno già 10, 15, 20 anni di servizio, quindi comunque persone, chiaramente se arrivano a Pordenone sono persone giovani quando parliamo di 40-45 anni sono giovani a Pordenone, ma non servono, ma è una situazione questa, di che ne dica il dottor Odorisio, che non è solo della sua questura, in Friuli Venezia Giulia è così. Guardi, giovedì prossimo ci sarà una riunione anche a Roma per quanto riguarda il servizio della polizia delle telecomunicazioni, la polizia postale. Perché ci sono ancora queste chiusure che non sono state definite, cioè sono chiusure di uffici che verranno applicate sicuramente. C'era stato un blocco con il ministro di prima, ora questa situazione ritorna a galla, si riapre una ferita perché l'interesse di questo governo è sicuramente minore di quello di prima, e io lo dico senza se senza ma, non è questione di fare la persona di destra o di sinistra. In questo caso sapete che io non ho il colore politico quando parlo di sicurezza, perché la sicurezza non deve avere un colore politico. Il problema è quello mio, è reale. Le faccio un altro esempio: l'altro giorno a Napoli sono stati attaccati i famosi falchi da persone che sono quelli che vanno via con le motociclette e hanno la possibilità di avere ancora queste squadre, quelle delle città grandi. Parliamo di Roma di Napoli. Qua a Napoli sono stati attaccati da un gruppo di sovversivi con mazze da baseball, bastoni, cioè voglio dire, dove anche all'interno degli ospedali, perché all'interno dell'ospedale, guardiamo anche il nostro ufficio a Pordenone, è costretto a chiudere alle 8, così come tanti uffici dei carabinieri, stazioni carabinieri che chiudono alle 8, dove ci sarebbe l'opportunità di avere personale, anche i carabinieri, perché quando parlo di sicurezza, sapete benissimo, chi mi conosce, parlo di tutte le forze di polizia. E quindi il problema grave è questo: nessuno mette mano alla sicurezza, direttore. E quando, ripeto, siamo in campagna elettorale si parla e poi succedono questi episodi, vengono a galla quelli che sono i veri problemi della sicurezza. Tutte le persone che adesso si sta cercando di arruolare non serviranno a colmare il colmo da qua al 2023, dove ci sarà un default della Polizia di Stato. Ecco, si è parlato però, dottore, anche del possibile ritorno in maniera modificata della NAIA. Ma no? sarebbe io auspico che questo soltanto un riempitivo delle caserme non più utilizzate, oppure servirebbe veramente un qualcosa. Io torno indietro coi tempi. Nell'82 ci fu un concorso regionale, io è lì che batto, che vorrei che il governatore Fedriga prendesse spunto da quello che fu l'82. Nell'82 ci fu un arruolamento speciale di 2000 uomini solo per la regione Friuli Venezia Giulia. Questo sarebbero dei soldi investiti nella nostra regione, ma con un pro, perché abbiamo questure in regione che hanno questo default, perché guardate che veramente da qua al 2023 ci saranno centinaia di persone che lasceranno il servizio. Attenzione! Poi questo io parlo di Pordenone, ma parlo per anche Trieste, Gorizia e Udine, cioè non è che la situazione sia migliore con una provincia più grande, quindi fare un arruolamento speciale per il Friuli Venezia Giulia sarebbe
una toccasana per la nostra regione, che ha già i suoi problemi con centri islamici, basi americane, varie manifestazioni sportive, attenzione, i Balcani, i confini, le polizie miste, i confini con le polizie... I balordi comuni. I balordi comuni, perché guardi, quelli sono quelli minori, perché se voi guardate i risultati che sta portando la squadra volante e la squadra mobile nelle loro attività di indagini e nelle loro attività H24 della sezione volanti di Pordenone, c'è tanto di cappello, chapeau ai ragazzi che stanno dalla mattina alla notte al giorno dopo, perché questi sono gli orari H24 che bisogna garantire e riusciamo fortemente a garantire. Bene, io voglio dire, tolte queste cose, guardate i dati che vengono portati, lei li legge, i comunicati, chiusure, attività di indagine, arresti, sequestri, quindi voglio dire, quello che è l'attività non va però confusa con il numero di persone che ci sono in città. Quindi il problema del delinquente comune è quello che ci crea meno problemi. Guardate cosa c'è davanti alla questura di Pordenone ogni mattina per l'ufficio passaporti, file di immigrati, e guardate, andate dentro con le telecamere, chiedete la concessione di entrare, guardate quanti sono gli operatori che lavorano all'interno degli uffici stranieri della questura di Pordenone, certo. E poi magari vi fate un giro, andate nelle altre questure e andate a Gorizia con quel centro di accoglienza che hanno aperto. Il CAR di Gradisca, no? Parlo di CAR di Gradisca. Io tantissimi anni fa feci un'azione pesantissima su quel centro, i risultati chiusi per un po', adesso sono tornati a galla questi problemi. Attenzione. Grazie allora a Raffaele Padrone, vice segretario nazionale di FSP Polizia di Stato. Ci vedremo nei prossimi appuntamenti. Grazie ancora, dottore, per essere stato in nostra compagnia. Smog, dopo un calo nel weekend, le centraline tornano a segnalare aumenti di inquinamento dell'aria. Codice arancio nel veneziano, mentre a Treviso da domani sarà allerta rossa. I particolari nel prossimo servizio.